situazione che ti rende ad essere il veterano dei veterani? Credo che per tutti voi era molto più gradevole ascoltare la senatrice di prima, per mille e una ragioni. Però a seguito dei miei impegni veneziani non sono abilitato a fare attività politica, ma così come ho fatto all'apertura della campagna elettorale di Beniamino, ho ritenuto doveroso di essere presente anche questa sera per esprimere la mia convinzione positiva di questa sua candidatura. Però io credo che questi giorni che ci separano al voto di domenica e di lunedì sono estremamente importanti. Sono importanti per la realtà nazionale, per le regioni che vanno a votare, per i comuni che vanno a votare, in particolare il comune di Venezia che ci coinvolge in maniera diretta, ma in particolare ci interessa la considerazione di quello che accadrà immediatamente dopo, dal lunedì dopo che avremo raccolto il voto. E questo è un voto che ha una particolarissima caratura per quello che riguarda la regione del Veneto. È la regione unica che ha vinto il referendum per fare il percorso dell'autonomia vera, ma è anche la regione che ha avuto sì le grandi problematiche per i problemi della salute, ma ha avuto anche i problemi della grande acqua alta. Non si parla più di questa cosa come non fosse accaduta, però quello che sta accadendo in questi ultimi mesi, in queste ultime settimane, in ordine alla cancellazione del provveditorato della salvaguardia della laguna di Venezia, con i cambiamenti che stanno accadendo, rischiamo che le tematiche vere che riguardano la realtà della laguna di Venezia, ma in particolare la realtà di Chioggia, sono da considerare elemento sostanziale per il voto che andremo a fare domenica e lunedì. La città nostra ha assolutamente bisogno che venga messa in sicurezza la realtà della nostra città all'interno della laguna di Venezia. Non sentiamo quasi più parlarne, non abbiamo più la percezione di come oggi la politica deve farsi carico in maniera assoluta di quel che vuol dire di prendere le misure che servono per tutelarci dall'acqua alta, che abbiamo già visto, quello che ci ha fatto provare il 12 di novembre. E allora, essendo a Venezia e vivendo tutte queste problematiche, ho il dispiacere di vedere come tantissime volte nei tavoli in cui si dibatte delle tematiche di Venezia non ci sia chi ci rappresenta. E allora il dovere che abbiamo noi è di scegliere chi abbia la capacità di rappresentarci. Perché quando noi dovessimo avere delle persone che vengano elette e non avessimo poi la capacità, la determinazione, la grinta, la conoscenza delle tematiche, saremmo come non rappresentati. E allora la determinazione che io vorrei riuscire a trasferirvi è: scegliete quelli che sapranno rappresentarci. E io dico che il riferimento di Beniamino è uno che ha fatto 4 tornate da consigliere comunale, da assessore comunale, che ha fatto per una legislatura intera il consigliere provinciale, che ha fatto il capogruppo in provincia, che quindi ha messo insieme una sua sommatoria di esperienze e insieme ha saputo affermarsi nella sua attività professionale. 2 cose importantissime: non essere schiavi dell'essere in politica, ma insieme avere la capacità di confrontarsi con quelle che sono le tematiche che riguardano in particolare la tua città. E allora io sono qua per ringraziare Beniamino perché ha determinato di essere in partita. Spetta a tutti noi capire quello che voteremo nella giornata di domenica e di lunedì, ma più ancora quello che convinceremo gli altri. Non è una elezione qualsiasi. Per noi di Chioggia, per noi che siamo nella laguna di Venezia, questo è un voto importantissimo. Altrimenti noi continuiamo a non renderci conto dei rischi che possiamo correre
se non abbiamo quelli che in sede regionale, insieme della città metropolitana, perché indirettamente poi quelli che hanno un peso pesano anche nella città metropolitana, possono o non possono tutelare le nostre necessità in assoluto. Per cui sono lieto di essere stato con Beniamino all'apertura e oggi a quella che non è la chiusura della campagna elettorale. È un passaggio importante di campagna elettorale, ma è un passaggio che ci fa riflettere che giovedì, venerdì, sabato, ognuno di noi ha delle responsabilità, convincere quelli che conosciamo che un voto da non trascurare, ma da utilizzare al meglio per noi, per le nostre famiglie, per le nostre collettività e per la nostra amata Chioggia. Auguri di buon voto. Grazie Carlo Alberto Tesserina. Questo applauso non riuscirà